Il programma è nato dalla necessità di informare il territorio sui nuovi sviluppi economici e indirizzi programmatici europei. Abbiamo trovato un partner importantissimo che è Banca della Marca Trevigiana, è anche unico sponsor, che tra l'altro è diventato nuovo socio GAL e ha sostituito la Veneto Banca. Quindi con Banca della Marca faremo questi 4 eventi nel territorio proprio per informare il territorio e i cittadini delle nuove opportunità europee, i nuovi indirizzi economici. Io ritengo che sia indispensabile e importantissimo comunicare alle aziende, alle attività del territorio, le nuove possibilità perché si preparino per tempo. Quando un'azienda ha e sa dove deve arrivare, si programma e fa le sue scelte. Questi sono dati determinanti. Nell'ambito della misura della cooperazione, il GAL Alta Marca ha realizzato un progetto relativo alla realizzazione di un docufilm assieme ad altri 4 GAL veneti per un budget complessivo di 400.000 euro e ispirandosi a una storia di Hemingway, prevede, il titolo è Il vecchio e la bambina, prevede l'itinerario lungo i 5 territori rappresentati dai GAL del Veneto e in particolare anche il nostro come Alta Marca Trevigiana, dove la bambina in bicicletta fa questo giro e il nonno racconta quello che è il paesaggio, quelle che sono le attrazioni paesaggistiche, storico-architettoniche del nostro territorio. La guida invece è una guida turistica con all'interno una mappa su tutto il territorio dei 22 comuni del GAL, collegata a un'app scaricabile per cui si hanno tutte le informazioni sia dal punto di vista storico, paesaggistico, delle attrazioni storico-architettoniche e dell'enogastronomia del nostro territorio. Allora, parliamo di una prospettiva breve, molto promettente, in quanto il GAL viene finanziato col PSR Veneto. Il PSR Veneto 2014-2020 viene prorogato di 2 annualità perché la nuova PAC partirà dal 2023. Nel giro quindi di qualche mese la Regione Veneto aggiornerà il proprio programma regionale di sviluppo, assegnerà 2 annualità di risorse ai 9 GAL del Veneto e quindi a cascata noi andremo ad aggiornare il nostro programma di sviluppo locale AMALE e avremo 2 annualità di risorse per finanziare nuove progettualità. Andremo chiaramente ad aggiornare la nostra strategia alla luce anche dell'evento Covid che insomma ha cambiato un po' il mondo e che richiede così anche da un punto di vista strategico una riconsiderazione di molti elementi e anche alla luce dell'ottenimento del riconoscimento UNESCO che per il nostro territorio ha creato veramente le prospettive di un nuovo rinascimento. Quindi ecco, consulteremo i nostri soci, le comunità locali nei prossimi mesi proprio per raccogliere idee e progetto. L'incontro di questa sera serve sia per cercare di far conoscere le opportunità europee perché inizia una stagione veramente molto promettente. Il GAL negli anni scorsi è stato un contenitore fondamentale per il nostro territorio e un tavolo non solo di confronto ma anche di possibilità di finanziamenti di derivazione europea. Ora lo è ancora di più perché in questa fase di ripartenza possiamo correre il rischio di voler a tutti i costi per frenesia rincorrere chissà cosa. Incontri come quelli di questa sera con i vari portatori di interesse, insomma questa sera avremo delle persone che sono del settore e assieme possiamo attraverso questi tavoli anche darci una linea comune, degli obiettivi comuni, soprattutto avendo chiaro quali sono le possibilità che l'Europa ci offre. Allora noi riteniamo che oggi abbiamo la fortuna di trovarci su un territorio che è unico, le famose colline dell'UNESCO, ma un territorio che è già bello ma va migliorato e migliorato ancora sia a livello di investimenti che a livello di infrastrutture. Parliamo sia di attività produttive che ovviamente di turismo, pertanto ricezione, e Banca della Marca in quanto banca, io dico in senso buono, ha l'obbligo di mettere la finanza, di mettere la possibilità per le imprese, per la gente, per le persone di investire.